Quindi avremo diversi interventi perché i nostri candidati consiglieri da anni sono vocati all'associazionismo. Io ci credo, io stessa ho fatto tutto un percorso all'interno delle associazioni di volontariato. C'è bisogno, c'è molto bisogno. Matteo. Fin da piccolo ho seguito la mia famiglia nelle attività organizzate dal gruppo festeggiamenti Sant'Ulderico e a supporto anche della scuola materna Don Bosco di Cimetta. Da prima come semplice cameriere fino poi ad occuparmi negli ultimi 2 anni anche dell'aspetto amministrativo. Al giorno d'oggi la normativa ci impone diversi paletti ed è molto difficile appunto andare ad amministrare e a compilare tutta questa documentazione necessaria per effettuare le varie manifestazioni. Abbiamo le notifiche all'ULS, abbiamo i vari collaudi con i progetti appunto relativi, il piano d'emergenza con le planimetrie, insomma tanti documenti da compilare e i quali sono necessari appunto per la riuscita delle manifestazioni. Il Comune di Codogno si è fatto carico di un grosso problema che negli ultimi anni si è manifestato, ovvero quello della formazione di addetti specializzati che sono in grado di gestire le diverse tipologie di emergenze. Qualche anno fa, infatti, l'amministrazione uscente ha organizzato un corso presso i Vigili del Fuoco di Treviso per ben 40 persone con l'incarico di addetti antincendio a rischio elevato. Quindi, dopo aver fatto i vari esami, finalmente queste persone hanno potuto prendere quel famoso pezzo di carta necessario alla firma e appunto al nome da mettere all'interno dei documenti per poter fare queste feste e queste sagre. Prima di tutto ciò le persone addette e le persone competenti erano solamente 2 all'interno di tutta la nostra comunità. Un altro aspetto che intendo sottolineare è quello del centro estivo. All'età di 13 anni sono entrato anche a far parte del centro estivo e la passione per i bambini e la voglia di mettermi in gioco mi ha fatto anche avvicinare all'azione cattolica appunto dei ragazzi. Dal 2017 l'amministrazione comunale ha deciso di affidare il centro estivo sia delle elementari che delle medie ad un'associazione di Codognè, un'associazione di giovani ragazzi, ovvero l'associazione Codognè per lo Sport, e questo è stato un punto di forza per l'intera comunità. Infatti molte associazioni sportive oggi possono entrare all'interno delle scuole, portare la loro esperienza sia per quanto riguarda lo sport sia per quanto riguarda la vita associativa. Non è da tutti i comuni disporre di avere insomma una cinquantina di ragazzi che ogni anno danno la loro disponibilità per stare in mezzo ai ragazzi durante le loro vacanze sostanzialmente, durante tutto il mese di luglio. In primis però essi accettano anche di formarsi, ovvero di essere competenti nel stare insieme ai ragazzi. Quindi l'amministrazione comunale si è fatta carico anche di questa formazione e ogni anno gli animatori frequentano dei corsi e arrivano insomma pronti a quello che è tutto il mese di luglio. Un altro aspetto di cui sono entrato a far parte qualche anno fa è quello del CJF Music Festival, insomma una famiglia, posso definirla, una squadra in continua evoluzione che ci tiene a ciò che fa e lavora tutto l'anno per organizzare quei 3 giorni di festival. Quindi penso che la materia prima Codogno ci sia, che i giovani ci siano e che le associazioni dei giovani ci siano presenti. Quindi basta continuare a valorizzarle e a sostenere i loro progetti. Ecco, grazie. Continuo io. Allora, io da un punto di vista di associazionismo ho avuto e ho ancora in corso, terminerò il 30 di giugno, un'esperienza importante che ho coltivato nel mondo dello sport. Ho iniziato quasi 13 anni fa nella qui vicina comunità di Fontanelle, collaborando come volontario nel Fiat di Mavoli, una società che esiste ancora di volley femminile. Poi sono ritornato a casa e per 8 anni ho dato insomma, il mio contributo al volley codognese. In questo arco di tempo sono anche stato presidente dal 2013 al 2017. Sono stati 4 anni diciamo, molto impegnativi ma ricchi di soddisfazioni e la collaborazione, diciamo, il supporto che c'è stato alla mia persona e a tutte le persone che hanno collaborato con me in questa avventura
da parte dell'amministrazione uscente è stato molto significativo. Il Palablu oggi è molto più sicuro rispetto a quando ho iniziato a essere presidente, perché grazie a questa amministrazione sono stati fatti interventi in ambito di sicurezza decisamente importanti che mai nessuno prima aveva fatto. Pensiamo ad esempio alla sistemazione delle luci di emergenza, ai manilloni antipanico, al rilascio finalmente del certificato di prevenzione incendi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che permettono e hanno permesso insomma, il fatto di avere ancora una palestra assolutamente a norma e che è un fiore all'occhiello in provincia, perché effettivamente non girate parecchio, trovare una come il Palablu francamente un po' difficile. In questo senso continueremo come amministrazione, l'abbiamo già detto chi mi ha preceduto, a sostenere il mondo associativo in tutte le sue forme e in tutte le sue sfaccettature, sportive e non. Oggi controllavo per curiosità, perché francamente non l'ho mai fatto, ci sono circa 40 associazioni nel nostro comune, tra sportive e non sportive. Sono molte, dietro loro ci sono una marea di persone, atleti, volontari, gente comune, come ognuno di noi, che può dare il suo contributo. Ecco, noi ci faremo promotori per spingere questo processo di entrata da parte di ognuno a dare una mano a queste associazioni, anche con un concetto di una logica di ricambio generazionale, perché è molto importante, perché man mano che va 6 anni si rivecchia, giustamente che vuole anche che qualcuno entra in questo mondo. Continueremo nel sostegno e nell'organizzazione delle serate dello sport, serate molto importanti che premiano ogni anno atleti meritevoli, volontari altrettanto meritevoli che in maniera silente e quasi occulta per certi versi lavorano dietro le quinte per permettere a queste persone di raggiungere altrettanti risultati sportivi. Continueremo nell'organizzazione di corsi di primo soccorso e nell'uso del defibrillatore, che è uno strumento importantissimo a mio avviso. Penso che ci si possa ricordare tutti cosa è successo qualche mese fa qui vicino a Gaiarina, dove un nostro concittadino, grazie proprio al corso sul defibrillatore, ha potuto salvare la vita a un ragazzo di 20 anni che altrimenti non sarebbe più qui. E questo penso meriti un applauso, perché quindi questo in sintesi il mio intervento termina qui, passo la parola a Eros, il ministro di Cortella. Grazie. Ho messo vicino un altro perché devo vedermi la cartuccia qua. Ma io sarò breve. Intanto lui ha nominato tutte le associazioni e io farei un grosso applauso a tutte le associazioni perché sono molto importanti per il nostro paese. Io spendo, visto che ne faccio parte, spendo 2 parole per 2 associazioni. La prima è il Milan Colonia. Il Milan Colonia, ricordo, è nato da una sfida, perché è nato quando il Milan in Serie B, lo voglio ricordare, io sono uno dei fondatori di questo, perché si prendevano in giro. E poi, come sottolinea il nostro presidente Renzo Donat, il Milan Colonia non è solo il Milan Club, è volontariato, è sport, è calcio, divertimento, ma molto volontariato, e questo è una grossa cosa. La seconda cosa, un'altra cosa che uno di cui che sono stato fondatore è l'HCV, nata 12 anni fa. L'HCV nata da un gruppo di ragazzi per portare avanti una passione, per quella io corro dietro la palla, correvo una palla del calcio, su questa squadra di calcio amatoriale che anche lì, oltre che giocare a calcio, molti di noi, cioè, chi è qua presente penso che lo sappia, non fa solo calcio ma fa anche molto di volontariato. Come ha detto Lisa prima, qui c'è un gruppo di persone che più o meno è in mezzo a vari aspetti della nostra vita del comune, e questo è un bene e la nostra forza. Continuiamo così. Grazie. Allora, premetto che questo è un argomento che mi sta molto a cuore per 2 motivi soprattutto. Uno, allora, sono un giocatore del calcio colognano e questa passione mi ha portato negli anni a girovagare per molti impianti sportivi. E ho notato una cosa, che grazie anche all'amministrazione uscente noi qui nel nostro paese abbiamo uno tra i migliori impianti che ci sono in zona, perché ci sono sempre stati fatti delle opere di manutenzione e soprattutto, come aveva detto prima Massimo, sono sempre stati messi a norma e sono tutti in regola.
Inoltre da qualche anno sono anche presidente della Proloco di Codogna. Fin dall'inizio del mio incarico ho trovato un'ottima collaborazione con tutta l'amministrazione, ma non ce l'ho avuta solo io, l'hanno avuta tutti i presidenti e tutte le altre associazioni del comune. Infatti non a caso, dopo qualche anno che abbiamo lavorato insieme, l'anno scorso nell'organizzazione della festa della Mela Cotogna, l'amministrazione, la Proloco e le altre associazioni del comune che collaboriamo insieme, ci abbiamo affiancato la prima fiera del PPL, nonché la prima fiera dei piccoli produttori locali. È stato un successone. Infatti la nostra manifestazione l'avevamo iscritta a un concorso dell'UNPLI, l'UNPLI è l'Unione delle Proloco Italiane, e all'incirca 2 mesi fa ci hanno contattato per comunicarci che la nostra manifestazione si è classificata al primo posto come miglior manifestazione autunnale della provincia e ci facevano il merito per essere riusciti a far collaborare il mondo della ristorazione con il nostro prodotto simbolo del nostro paese, che è la Mela Cotogna. Quindi l'impegno che noi ci mettiamo sicuramente sarà quello di continuare il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora, ma pronti a migliorare sempre la collaborazione che c'è con le varie associazioni del comune, qui non ne lascio fuori neanche una, e niente, collaborare insieme per cercare di riuscire a creare dei grandi eventi e delle grandi manifestazioni. In merito alla festa della Mela Cotogna, quello che andremo a fare, se ce lo permetterete, e da subito, è quello di riconoscere la Mela Cotogna con il titolo di DECO, ovvero di denominazione di origine comunale. Questo è un marchio che viene dato a un prodotto che è tipico di un territorio, entra a pieno diritto nell'albo regionale di prodotti DECO, di denominazione comunale, e quindi entra in un sistema di conoscitivo di mercato che esplode, va addirittura, si apre addirittura all'Europa. Noi vogliamo potenziare ancora di più la filiera della Mela Cotogna, perché crediamo che la Cotogna possa essere un positivo investimento per i giovani che vogliono diventare giovani imprenditori agricoli. Adesso vi faccio vedere anche il simbolo, questo qua, Comune di Codogna e DECO, questo è già stato approvato in Consiglio Comunale, questo sarà il marchio, una volta che finiremo l'iter burocratico, sarà il marchio che si potrà dare, che si potrà mettere sulle mele cotogne prodotte a Codogna e su tutto quello che è alla base della mela cotogna, marmellate, cotognate, pan di Sant'Andrea e quant'altro. Quindi questo permetterà di far conoscere Codogna a tutto il mondo. Poco, quindi se ci date la fiducia nel giro di qualche mese riusciamo a terminare anche questa progettualità. E adesso passo la parola ad Anna. Come alcuni di voi sapranno, provengo da una famiglia di agricoltori che per molti anni ha portato avanti un'attività di produzione e vendita a dettaglio di ortaggi. È proprio per questo che sento molto a cuore uno dei temi del nostro programma, che è proprio quello di promuovere e dare sostegno all'occupazione in agricoltura. In particolare nel nostro territorio ci sono dei giovani che dedicano le loro forze e il loro tempo alla produzione di ortaggi a chilometro zero. Sarà quindi impegno di questa amministrazione dare loro il giusto spazio e creeremo un luogo ad hoc, un mercato locale dove possano vendere i loro prodotti e creare così un legame diretto con la comunità. Detto questo, quindi, sebbene abbia ben chiara l'importanza del valore del territorio e delle origini da cui proveniamo, a giorno d'oggi non si può non prendere in considerazione e non allungare lo sguardo verso una prospettiva internazionale. E proprio a questo riguardo, questa amministrazione, già a partire dal 2009, si è fatta promotrice dell'immagine del comune in tutto il mondo, partendo proprio dall'origine del nome del comune Codogna, che tutti noi sappiamo ben essere paese della mela cotogna, e ha
trovato in giro per il mondo, oltre che in Italia, come ad esempio anche in Francia, Spagna, Creta e anche in Messico, delle comunità locali la cui storia si rifà appunto al frutto della mela cotogna. È proprio questo quindi un buon punto di partenza per dare a questo comune una visibilità internazionale, creando appunto dei gemellaggi e delle reti di comuni. Sempre poi in una prospettiva internazionale non si può non prendere in considerazione quella di cui tutti oggi parlano, l'Unione Europea, che sebbene sotto alcuni aspetti abbia delle criticità, offre comunque delle buone opportunità e delle risorse, che però bisogna conoscere per poter cogliere. Ed è una cosa che riguarda tutti, non sentiamola una cosa lontana. Ad esempio, per quanto riguarda la mia esperienza, grazie a delle borse di studio finanziate con dei fondi europei, ho avuto la possibilità di studiare 6 mesi all'estero presso la Nottingham Trent University e anche ho partecipato a un altro progetto che mi ha permesso di studiare, in questo caso anche di lavorare, presso un'impresa a Liverpool. Detto questo, quindi, sempre se si darete la possibilità e la fiducia, sarà impegno di questa amministrazione continuare a partecipare ai bandi europei e quindi poi di mettere a disposizione le risorse che otterremo a questa comunità. Grazie. Allora, dal 2017 mi è stata data l'opportunità di lavorare presso la cantina sociale di Codognier durante il periodo della vendemmia e attraverso questo lavoro ho sviluppato maggiori conoscenze in ambito agricolo, amministrativo e burocratico e ricordo che negli ultimi 5 anni l'amministrazione uscente ha organizzato delle serate denominate Obiettivo Agricoltura in cui ci si è avvalsi di tecnici di settore con lo scopo di sensibilizzare e informare la popolazione del comune riguardo le politiche agricole future, insomma, i vari cambiamenti. Sarà inoltre il nostro compito potenziare queste serate e sviluppare maggiormente lo sportello per l'agricoltura in cui gli agricoltori potranno trovare informazioni per i vari bandi e informarsi sulle normative vigenti europee e nazionali. In tema di cambiamento climatico, per il quale noi giovani dovremo avere una sensibilità maggiore in quanto si tratta della salvaguardia del nostro futuro, ci adopereremo per realizzare un bosco in città nel quale saranno piantate alcune specie arboree autoctone come querce e betulle. Si tratta quindi di un'area in cui ci sarà un'elevata biodiversità che rappresenterà un'aula didattica a cielo aperto e sarà anche luogo di attività per ginnastica del rilassamento, yoga e meditazione. Un'altra iniziativa riguarda destinare alcune aree alla semina di essenze floreali che attireranno le api. In questo caso si vuole contribuire alla salvaguardia e alla sopravvivenza di questi insetti, arricchire i terreni di materia organica e abbellire il nostro paesaggio attraverso queste fioriture. Io metto a disposizione del comune quanto ho imparato nei 10 anni in cui ho giocato nel Valle di Codognier, ossia lo spirito di squadra e la volontà nel perseguire i risultati. Inoltre ho partecipato al centro estivo come animatrice e a un progetto di volontariato in una casa di riposo in cui ho sviluppato una sensibilità verso gli anziani autosufficienti e non, e quindi comunque le persone in difficoltà. E niente, spero possiate sostenere la nostra squadra e